perché il discorso che faceva appunto la Simonetta, vedo, voto, pago, vedo, voto, è molto importante. È molto importante perché c'è la responsabilizzazione dell'amministratore. Finché i soldi arrivano a piedi lista è difficile che qualcuno si responsabilizzi. Fino a che il meccanismo era più spendi, più ne avrai, era difficile. Il federalismo invece è in grado di creare efficienza, di mantenere efficienza e di responsabilizzare. Pensate solo che da uno studio fatto proprio dal nostro centro studi per l'Union Camere del Veneto risulta una cosa non banale, che gli stati federali spendono lo 0,5 per la gestione della macchina pubblica, della macchina burocratica, mentre gli stati unitari spendono 1, cioè il doppio, e che il decentramento della spesa è il fattore che determina questo risparmio. Decentramento della spesa vuol dire che il cittadino vede, controlla e vota. Quindi avevano il tempo, la possibilità di farlo, ma io non intendo, ve l'ho dette, tanto per scaldare i muscoli queste cose, tanto per allenarmi per questa campagna che mi appare particolarmente dura. È vero, ci sono tanti punti di differenza e difficilmente riusciremo a superare questo handicap, questo gap. C'è una possibilità, se i cittadini del Veneto capiscono che un altro Veneto è possibile, che siamo a una svolta difficile, ma una svolta che dice per esempio al mondo cattolico: state attenti, se voi volete la solidarietà non la trovate certo da quella parte, non sono io che devo convincervi, siete voi che dovete convincervi, siete voi che dovete cambiare la vostra regione, siete voi che avete un'occasione storica per superare. Inutile lamentarsi quando sentite alla televisione o leggete sui giornali di certi episodi, parlo io di malcostume amministrativo, quando certe amministrazioni leghiste danno i contributi a qualcuno e li negano a altri sulla base dell'appartenenza, della provenienza, eccetera. E quando i cattolici si indignano per questo, fanno bene ad indignarsi, ma adesso hanno un'occasione storica per cambiare. Così come quel ceto medio fatto di liberi professionisti, di piccoli imprenditori, che non vuole un Veneto targato Lega, ha un'occasione storica se vuole, quella di cambiare. Così i giovani, se vogliono un futuro diverso, un futuro non chiuso, non reclinato verso il passato, ma che guarda in alto, ma che guarda al futuro, che guarda all'Europa, e beh, questa è l'occasione storica. Quindi io credo che se si capisce questo c'è anche la possibilità, ma senza tante spinte, senza tanti manifesti, senza tanti spot che si faranno per carità, perché è giusto farli, ma io credo che sia questo il modo di parlare a questa gente. Volete un Veneto diverso? Volete un Veneto che sfrutti le capacità che ha? Siccome noi purtroppo dalla storia, dall'abitudine, forse da quella che è la nostra caratteristica antropologica, siamo molto pazienti, siamo molto tranquilli, sopportiamo tutto e ci sembra tutto impossibile, io dico che invece è possibile cambiare rotta a questa regione che ha delle chance che non ha nessun'altra regione in Italia e forse in Europa. Credo che la candidatura sia dovuta a questa mia passione, non solo per la piccola impresa che io trovo importante nel Veneto, ma anche la mia passione proprio per la mia regione, per l'economia della mia regione. Guardate, lo dico sempre e lo sentirete dire ancora, perché questi sono i temi che mi sono congeniali. Io non conosco una regione che abbia le possibilità di sviluppo che abbiamo noi. Abbiamo un turismo che è veramente eccezionale, non siamo solo la prima regione turistica d'Italia, ma guardate, io sono andato a fare dei convegni, dell'illustrazione di studi in Emilia Romagna, per esempio a Rimini, e questi hanno sul turismo un'attenzione che noi ci sogniamo. Quando voi guardate la televisione, vedete i dibattiti, i talk show sulle tv locali, si parla di economia locale, nessuno di voi ha mai sentito, o forse una volta per caso, un talk show dedicato al turismo nel Veneto. Mai. Ebbene, noi facciamo un saldo della bilancia turistica che è 20 volte quello dell'Emilia Romagna. 20 volte. So se mi spiego? Eppure praticamente i veneti non se ne accorgono. Abbiamo una ricchezza che è immensa, dal turismo d'élite, al turismo d'arte, al turismo, io uso anche per così, anche quello sanitario,
anche quello religioso, quello culturale. Abbiamo 5 città d'arte. Nessuno in Italia ha il numero di turisti, la qualità e le entrate che danno il turismo nel Veneto. Potremmo fare molto di più valorizzando le nostre colline, valorizzando di più alcune realtà che abbiamo, imparando magari dalla Toscana per le colline, imparando magari dall'Alto Adige per quello che riguarda il wellness e il fitness, che sono delle attività che rispetto a paesi come Germania, come Austria o Svizzera sarebbero molto gradite e avrebbero un impatto notevole rispetto alle esigenze che hanno queste popolazioni. Vedete, questo è il turismo. La nostra agricoltura è la prima e la seconda d'Italia, l'allevamento siamo i primi, nel biologico siamo i primi e l'Italia è il primo esportatore d'Europa nel biologico. Basterebbe considerare queste cose, metterle assieme, valorizzare di più tutto questo. Anche sul piano dell'energia avremmo delle chance che nessuno ha. Quindi io dico questo Veneto che è ricco di possibilità dovrebbe sfruttarle. Io penso che sia demerito di chi ha amministrato per 15 anni non aver valorizzato tutto questo. Poteva essere fatto, dovrebbe essere fatto. La crisi oggi morterebbe molto meno. È una crisi, è vero, internazionale, è una crisi dura, ma è per noi soprattutto una crisi di fiducia. Molti mi dicono sì, ma tu parli così, però le aziende stanno chiudendo. Attenzione, ne stanno chiudendo più degli anni scorsi, ma la situazione è anche più grave degli anni trascorsi, ma non è così grave come dicono. Allora anche qui io non sono uno di quelli che fa il tifo per la crisi, io faccio il tifo per il Veneto, per l'economia del Veneto, per le sue possibilità che vi ho descritto sono immense. E voglio dirvi anche un'altra cosa, che la crisi che noi stiamo subendo è una crisi di fiducia, ma se il governo non sta facendo granché o non sta facendo quello che dovrebbe, noi le risorse ce le avremo, basterebbe solo un po' più di fiducia. Vedete, tutti i sintomi di crisi dell'economia americana non ci riguardano, quasi nessuno, sembra impossibile, ma noi non abbiamo i subprime. Noi non abbiamo i titoli tossici, le nostre banche non sono fallite, non abbiamo uno sbilancio della bilancia commerciale come agli Stati Uniti, il nostro è risibile rispetto a quello americano che è metà del PIL, non sono fallite le assicurazioni, noi quasi non abbiamo l'indebitamento delle famiglie, la nostra è una crisi di credito, perché le banche non danno credito alle aziende, non di debito come gli Stati Uniti. Quindi potrei andare avanti ancora. Non è quella la nostra crisi. Da noi arriva come crisi di sfiducia, come incapacità di reagire. Il governo non ha fatto a sufficienza, almeno per creare quella che è la fiducia che sarebbe necessaria. Ma teoricamente noi subiamo anche la crisi che è legata al fatto che esportiamo, lavoriamo con l'estero, se gli altri non stanno bene non comprano i nostri prodotti, fatalità è così, anche se il nostro import è così basso adesso che abbiamo addirittura un saldo attivo, importiamo di meno di quanto esportiamo, quindi tutto sommato seppur in discesa, ma la bilancia commerciale, almeno nel Veneto e in altre zone, sarebbe in attivo. Quindi avremo tutti i motivi, nonostante questa cappa, per essere ottimisti, ma se il governo non fa a sufficienza, con queste considerazioni che vi ho fatto sulla crisi che è molto diversa la nostra da quella americana, da noi ha importato solo sfiducia. Risolto il problema della crisi finanziaria non avremmo altri motivi e abbiamo davanti a noi tante possibilità, perché abbiamo una regione che non ha pari secondo me nel mondo, neanche la California ha le stesse chance che abbiamo noi. Basta crederci e basta avere un'amministrazione che su queste cose imposti il futuro di questa regione. Grazie.